Buongiorno a tutti ragazzi. Secondo tanti scienziati esperti ci sarà una tempesta magnetica in arrivo e tutti quanti stanno parlando però purtroppo di un pericolo per gli smartphone, TV, diciamo internet, quindi ci sta questa notizia che non so perché si sta diffondendo molto su internet, non so perché forse ci stanno preparando a qualcosa che deve arrivare, non lo so ragazzi, però tutti quanti sembrano dire che a breve arriverà una tempesta magnetica che taglierà i ponti con il futuro e tutto. Ciao Domitilla, buona giornata. Quindi in effetti stanno preoccupati che questa tempesta magnetica colpirà i nostri satelliti, diciamo, torneremo un po' tipo come gli antichi, quindi senza tecnologia, quindi niente wifi, niente, diciamo, niente radio, niente, diciamo, della tecnologia attuale che noi abbiamo. In effetti sono molti giorni che ho notato che parlano di queste tempeste magnetiche, bloccherà tutto quanto in Europa, reti elettriche, satelliti, di comunicazione tagliate di netto, quindi non lo so perché in questi giorni tutta sta bombardata di notizie su un'ipotetica, diciamo, tempesta magnetica che metterà in ginocchio il mondo in effetti, ma non nel senso che sarà dannoso per noi, ma per le nostre, diciamo, tecnologie, quindi computer, internet, e quindi sono tantissimo preoccupati per questi satelliti, comunicazioni. E io quello mi domandavo perché si stanno preoccupando così tanto, non lo so, anche perché l'ho trovata in varie lingue, quindi ho detto ma perché tutti quanti a dire tempesta magnetica distruggerà le reti elettriche, tempesta magnetica. Sì, sì, in effetti friggidilla, attenzione un babà, sì, sì. Non una sola volta, diciamo, ma li ho assaggiati tutti, quindi mi piacciono tutti e tre a finale. Quindi dicono che questa tempesta magnetica causerà danni ai satelliti, reti elettriche, problemi nelle comunicazioni radio, compreso cellulari, navigazione e GPS. Quindi pensate un poco. Quindi tutti quanti si stanno adeguando a cambiare un po' la tecnologia perché dicono che a breve forse si avrà questa tempesta magnetica e quindi pare che ci dobbiamo adattare a fare una specie di intervento, finanziamento per cercare di salvare i satelliti. Quindi o questi sanno che una tempesta magnetica arriverà prima o poi sulla Terra e si stanno mettendo all'opera per vedere come salvare i satelliti e tutto, o non lo so, perché è strano leggere, non lo so, eh. Quindi diciamo che è così comunque. Quindi secondo me qualcosa di losco c'è in questo, tutta sta preoccupazione che dicono che a breve si avrà questo pericolo smartphone, TV, Google Maps, cioè tutta questa preoccupazione l'ho notata non solo in siti italiani, ma anche in americano, in spagnolo, giapponese, russi, cioè tutta questa preoccupazione di queste tempeste geomagnetiche molto intense con effetti in quasi tutto il mondo. Quindi diciamo che loro dicono che ci dobbiamo aggiornare e mettere tipo uno scudo davanti ai nostri satelliti per evitare un futuro, così descrivono loro, un impatto che possa distruggere tutta la nostra tecnologia. Quindi non so se ce lo stanno facendo capire un po' alla volta oppure sanno che arriverà a breve questa tempesta magnetica, quindi mi preoccupa un po' questa notizia che vedo che è molto diffusa su tutti, diciamo, i siti di qualsiasi lingua, quindi non lo so. Mi puzza un po' la situazione, credo che secondo me, mm, dopo vedo un attimo. Quindi diciamo ragazzi che secondo me qualche cosa di complottistico come sempre ci sta. Quindi non so perché
ultimamente tutti quanti tempesta magnetica, ma ne stanno parlando tutti quanti, quindi come se qualcosa dovrebbe arrivare. Non lo so, dico una bugia, devo vedere, quindi non lo so, ti dico una bugia, sinceramente. Dopo controllo un attimo, quindi. Vabbè, ragazzi, vi saluto. Quindi, secondo me, questa notizia che stanno bombardando ultimamente, secondo me, è qualcosa che vogliono farci capire o ce lo stanno inculcando oppure è vero. Quindi, secondo me, qualche cosa starà per arrivare, almeno credo io, perché troppe notizie dicono la stessa cosa, quindi un po' di verità, come dico io, ci deve stare. Vabbè ragazzi, un saluto a tutti e ci sentiamo più tardi.